In un momento così difficile per il nostro paese, ma anche nel contesto internazionale, penso che sia molto difficile venire al meeting dei giovani per la pace e parlare di lavoro, perché è uno dei temi più sentiti dai giovani. I dati parlano di una grande difficoltà, maggiore al sud, ma comunque un giovane su due al sud e uno su tre nel totale dell'Italia è senza lavoro. Non si può sfuggire nella ricerca e nella possibilità di dare una risposta a questa domanda. I giovani sono la fabbrica del futuro, sono lo stabilimento della speranza e sono tutti obiettivi che tu costruisci se riesci a motivarli, a coinvolgerli, dando una risposta all'esigenza primaria che loro hanno, che è quella di trovare lavoro. Però in un momento come questo si assiste ad una divisione fra i maggiori sindacati italiani. Non sarebbe forse il momento di rintracciare, se non altro, quelli che sono i momenti di unità, il minimo denominatore comune? Secondo voi quale potrebbe essere in questa fase? Certo, anche questo è uno sforzo che va attuato, bisogna ricercare i momenti comuni proprio per dare una risposta al lavoro. Il punto dal quale partire è proprio lo slogan della marcia Assisi. Assisi ha come slogan la pace. Ebbene, la saggezza antica ci dice che se vuoi costruire la pace devi creare giustizia, perché la giustizia è la prima virtù del vivere civile e la giustizia sociale la crei se riesci a superare le povertà, la fame. L'elemento fondamentale è il lavoro, quindi bisogna riuscire ad avere un'idea di un nuovo modello di sviluppo che abbia al centro non l'economia virtuale ma l'economia reale, che abbia al centro la persona, il lavoro, le risorse naturali e così via. Sono questi percorsi che io credo ci sia molta sintonia sul piano sindacale che ci possono portare a trovare delle risposte poi anche contingenti rispetto alle aspettative del lavoro. In una fase come questa, secondo lei, è possibile anche trovare un nuovo accordo? Di fatto lo avete raggiunto a livello nazionale anche con le forze imprenditoriali del Paese, cioè questa fame di giustizia, di equità e di lavoro è un problema comune? Sì. È possibile riuscire ad alzare il livello di questa sfida e riuscire a coinvolgere tutte le parti sociali, anzi io mi augurerei che di fronte a questa situazione di crisi che oramai investe il mondo, tutte le forze politiche e sociali dovrebbero riuscire a fare un grande patto per riuscire a dare una risposta, per uscire da questa crisi, per creare questo nuovo patto di civiltà appunto incentrato sull'uomo, sull'ambiente, sul lavoro. Io credo che questo sia un percorso che va ricercato, credo che per quanto riguarda il sistema delle imprese devono investire di più, è giusto rivendicare anche percorsi da parte dei governi per cercare di aiutare il loro processo di investimenti, però devono osare di più. In Italia si investe poco, uno dei motivi per cui non c'è il problema, c'è proprio un blocco delle assunzioni e quindi bisogna cercare di realizzare un processo di investimenti che crei lavoro. Poi bisogna trovare anche nuovi interventi più contingenti, che è quella di riuscire a coniugare meglio la scuola con il lavoro. Bisogna riuscire a fare in modo che ci sia un credito d'imposta per le imprese, per tutti i giovani che assumono, bisogna cercare di fare in modo che le banche aiutino i giovani a creare imprenditoria giovanile, cioè bisogna proprio voltare pagina. 50 anni di marcia Perugia Assisi, di marcia della pace, 50 anni di proseguimento di quella che fu l'idea di Aldo Capitini. Quanto ha influito secondo lei la marcia della pace e quest'idea nel movimento pacifista nazionale ma anche in quello internazionale? Ha influito moltissimo, Assisi è diventato un simbolo. Non solo per la storia ma anche appunto per il significato che ha avuto la marcia della pace, lo è a livello nazionale ma lo è a livello internazionale. Credo che oramai
La storia è avviata su questo percorso, è un appuntamento che tutto il mondo si aspetta. Il problema vero è che bisogna andare oltre agli elementi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. La pace non si conquista solo ed esclusivamente attraverso le manifestazioni. Bisogna che tutti noi sul piano culturale abbiamo come obiettivo fondamentale questo aspetto. Il futuro va costruito partendo da questo elemento pregiudiziale e bisogna dare una risposta a due cose, io credo fondamentali. La prima è proprio quella che dicevo prima: bisogna costruire più giustizia sociale, perché è nell'ingiustizia che si alimentano poi i sentimenti di ribellione, di guerra, di ingiustizia, appunto, nella fame, nella povertà. Quindi bisogna perseguire un'idea di giustizia e questo costa anche in termini di investimenti. E l'altra cosa fondamentale è che bisogna una volta per tutte affrontare, io credo, un conflitto tra due grandi diritti: il diritto dell'autodeterminazione dei popoli e il diritto dell'ingerenza umanitaria. E questa è una bella domanda al quale io credo la politica, la cultura deve cominciare a interrogarsi di più e coinvolgere il mondo su questa sfida.